Parlamento. Nessuno mi chiama più così. Ciao. Ti presento la mia collega Vincenza De Rosa. Carmine Fracassi, piacere. Piacere. De Rosa, eh? Ah, conoscevo tuo padre. Mi è dispiaciuto. Verità, che cosa ti porta qua giù, fuori città? Niente, tra un po' si vota. E ho pensato che il vecchio Parlamento poteva darmi una mano. Nessuno si intende di elezioni più di te, no? No, io non mi occupo più di queste cose. Ora tutto quello che mi interessa è la salute dei miei fiori. E a quanto vedo te la cavi pure bene. Però come sindacalista dei disoccupati eri imbattibile. Se il vecchio profeta aveva bisogno di voti, veniva da te. Tu lo sai perché è cambiata la mia vita, no? Lo so, lo so. Quanto tempo fa è successo? 10 anni. Anche se a me pare ieri che è morto mio figlio. E adesso, scusate, ma... Ci lascia almeno spiegare la situazione. Abbiamo scoperto che Mino Licola è protetto da Antonio Barone. Sa che cosa vuol dire? Che se Licola vince le elezioni, ci troviamo Barone in Parlamento. E questo proprio non ce lo possiamo permettere, lo capisci? Ho bisogno del tuo carisma, dei tuoi contatti. Dobbiamo innervosire Licola, gli dobbiamo scippare i voti. Gli dobbiamo dare fastidio, così quello commette qualche sciocchezza, noi lo incastriamo e lo mettiamo in galera. Vita, ma tu lo sai che non sono mai andata a vedere la tomba di mio figlio? E lo sai perché? Perché è colpa di questo lavoro sei stato ucciso. Non me lo perdonerò mai che ci è andato di mezzo lui. E adesso andatevene. Parlami, aspetta un attimo. È proprio per tuo figlio che lo devi fare. Se un criminale come Barone arriva in Parlamento è una sconfitta per tutti. Tu pensaci un po' e basta. Ciao. Poi c'è Barone, lo sanno tutti. Ma sembra che nessuno ci voglia dare una mano. Ho mandato Lele e Vicky in giro anche oggi, ma non credo che ci saranno risultati. Dalle intercettazioni non è uscito nulla. Nicola, siamo sotto elezioni, ci stare attento. E invece vedi, qualcuno che vuole darci una mano forse c'è. E come che sei qua? T'hai ripensato? Ah, non ho dormito stanotte per colpa tua. Vi presento Parlamento. Si chiama così perché a Napoli fino a un po' di tempo fa non potevi vincere un'elezione senza di lui. Sono solo un vecchio sindacalista. E ci darà una mano ad incastrare Nicola. Diciamo che ci ho riflettuto. Se mio figlio fosse ancora vivo, non vorrei vederlo crescere con un camorrista al Parlamento. La Spacca Napoli conosce tutti. Se ti metti a dargli fastidio a Nicola ti saltano i nervi. Ragazzi, scusate, ma ho una questione urgente da risolvere. Ci pensi tu? Arrivederci. Grazie. Sergio, senti, io devo andare, mi hanno chiamato dalla banca per vedere se e quanto denaro mi hanno prelevato e comunque non ci metterò molto. Arrivederci. Grazie. Voglio, vieni a casa. Vattene a casa. Qua Licola non lo votiamo. Hanno messo tu. Vattene. Ma perché dovete parlare per noi? Ma come? Non sai che è questo? Parlamento, come stai? Quanto tempo? Ma dove eri sparito? In esilio. Mamma, l'esilio è finito. Voglio. Venite un momento, Faccio parlare. Due parole, ci dice due parole. Allora, voi lo sapete che fra poco ci stanno le elezioni, no? Sì, Chi sono futurici tu? Ma c'è stu Licola, che fa il grand'uomo, si crede che ha già vinto. Va a dire in giro che si è comprato il voto nostro per 2 lire.
La riceve. Probabilmente, a forza di maneggiare la munnezza, si crede che siamo munnezza pure noi. Ma noi non siamo morti di fame. Oh, mi sparo. La prossima volta che vuoi parlarmi vieni tu da me, chiaro? Questo posto puzza di umido. Che cos'è questa storia dei comizi, Luci? Che comizi? Qui c'è un tizio che va facendo dei discorsi in pubblico nel tuo quartiere. E non solo non paga, ma va pure dicendo in giro di non votare per Licola. Lo chiamano Parlamento. Parlamento. È una vita che non sento parlare di lui. Non è un problema. A me dicono che la gente lo sta a sentire, però. Licola dice che era un uomo di tuo padre e che può darci ancora fastidio. Era un capopopolo per farsi ascoltare il suo mestiere. Ma è inoffensivo. 10 anni fa suo figlio è morto. Gli hanno sparato quelli di Mergellina. Volevano fare secco a Parlamento per colpire mio padre, ma si sono sbagliati e hanno ucciso il ragazzo. Da allora lui è sparito e io non l'ho più visto. Era sparito. Ci parlo io col Parlamento. Sistemo tutto. Non c'è più tempo per parlare. Parla a me. Che è successo? Ci ho lavorato anni a questo posto. È un occhiere in giro? Significa che gli ho dato fastidio, giusto? Sergio, Sì. guarda qua. Gli hai dato fastidio, sì. Vabbè, è quello che volevamo, no? Sono solo fiori. A differenza loro, io mi posso difendere. Sei sicuro perché sta diventando pericoloso? Sì. Allora, piazza Dante, cercate di non dare nell'occhio. Ok, io sono pronto. Dopo quella minaccia, se continui a tenere i tuoi comizi, dobbiamo aspettarci una reazione. Sì, però se questi vengono, devono fare il nome di Licola, altrimenti non potremo incastrarlo. Devi cercare di mettere in mezzo Licola. Qualsiasi cosa, però non ti preoccupare, noi interveniamo. Va bene, glielo faccio sputare io quel nome, non ti preoccupare. Andiamo? Se però ti senti in pericolo, ci fosse qualsiasi difficoltà, tu di Napoli e noi interveniamo, va bene? Napoli, capito? Non penso che me la posso dimenticare questa.